Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Si aprì il Tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi la Chiesa invita tutti noi a celebrare la festa di Maria assunta in cielo in anima e corpo. Ebbene, oggi nella fede noi confessiamo, crediamo che Maria, questa donna uguale a noi, ha trovato in Dio la realizzazione e il compimento che noi attendiamo. In Maria intravediamo la salvezza che speriamo, tutti noi abbiamo questo desiderio, abbiamo questa aspettativa, la salvezza della nostra anima. Maria vive di quella vita eterna che è promessa a chi crede. Ecco, noi facciamo professione proprio nella nostra fede, nella vita eterna, nella vita che non finisce. Questa vita terrena termina per tutti, c'è un limite. Invece poi, entrando nella vita di Dio, viviamo per sempre, viviamo la vita eterna. Maria vive di quella vita eterna, abbiamo detto, che è promessa a chi crede, che è la comunione e l'incontro perenne con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. In questo senso Maria è madre in modo del tutto particolare, perché ci genera infatti la speranza della vita eterna. Ella può aiutarci a lasciarci guidare nell'orientare le nostre scelte verso Dio. E questo è il significato della festa che noi oggi celebriamo. Guardare la nostra vita, vedere la nostra esistenza terrena sotto questa luce. Ecco, la Vergine Santissima, entrando nella vita di Dio, dice che anche noi siamo chiamati a questa realtà, che lasciando questa terra noi entriamo nella vita che non finisce mai, entriamo nella vita immortale. E allora ecco, noi oggi ci rivolgiamo con tanta fiducia verso la Vergine Santissima, che già gode la luce di Dio, che è alla presenza di Dio, abbiamo detto. Noi che viviamo la vita terrena ancora dobbiamo essere protesi verso questa vita che non finisce mai. E allora oggi, rivolgendo la nostra preghiera alla Vergine Santissima, con quella preghiera che abbiamo imparato fin da bambini,
che è fiorita sulle nostre labbra, ma soprattutto nel nostro cuore, ci rivolgiamo a lei chiamandola Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ecco, le chiediamo soprattutto questa grazia, mentre viviamo in questa vita terrena, di rivolgere il nostro sguardo verso l'eternità, che non abbiamo mai a perdere di vista quello che il Signore ha preparato per ciascuno di noi. Ecco, viviamo questo giorno con questi sentimenti, chiedendo proprio alla Vergine Santissima assunta in cielo questa grazia, questo dono, che anche noi siamo partecipi della sua gloria, anche noi un giorno sperimentiamo che cosa vuol dire questa comunione, questa visione di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Sia lodato Gesù Cristo.